AICA ha consegnato il nuovo impianto di depurazione per la fascia costiera di Agrigento con un investimento di oltre 16 milioni di euro. Rompe gli indugi, Calogero Sodano, valuta una mia candidatura alternativa all'immobilismo. Ida Cuffaro, nipote dell'attuale primo cittadino Silvio, ufficializza la sua candidatura a sindaco di Raffadali. Nostra intervista a Paolo Cilona sulle ricadute del dopo voto del referendum in vista delle prossime elezioni amministrative in città. Raccolta di beni di prima necessità oggi in piazza Cavour per l'associazione Volontari di Strada e Mensa della Solidarietà. Presentato ieri al Museo Griffo il libro di poesie di Francesca Vitello, Emozioni sotto il Mediterraneo cielo. Intensa l'attività dei carabinieri di Agrigento in provincia, a Licata sequestrata droga, a Camassa chiuso il locale di ristorazione per cibi avariati, ancora una truffa del falso carabiniere a Sambuco di Sicilia, a Ravanusa arrestati 3 individui per reato di sequestro di persona. Intervista a Sebi Catania in vista della partita di domenica a Capodorlando per la Coppa Italia, nostra panoramica degli avvenimenti sportivi della domenica. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 28 marzo, sabato. AICA consegnato il nuovo impianto di depurazione per la fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara, un'opera strategica per l'ambiente con un investimento di oltre 16 milioni di euro. Il nostro servizio. Consegnato ad AICA il nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara. È un'infrastruttura strategica inserita nel più ampio programma di riorganizzazione del sistema fognario dei 2 territori. Alla consegna erano presenti il presidente del CDA e il direttore di AICA, Danila Nobile e Francesco Fiorino, e il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il componente del CDA di AICA Franco Puma, il presidente e il direttore dell'ATI Giovanni Cirillo ed Enzo Greco Lucchina, gli ingegneri Nicola e Domenico D'Alessandro, Giuseppe Carlino della Delta Ingegneria, il RUP Rossana Grado e i rappresentanti dell'impresa esecutrice del lavoro Torricelli SRL. L'opera già completata e in funzione realizzata dal commissario straordinario unico per la depurazione Fabio Fatuzzo e del subcommissario Salvatore Cordaro ha comportato un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro. I lavori sono stati avviati il 19 maggio del 2022. La progettazione e la direzione dei lavori sono stati affidati a Delta Ingegneria SRL con responsabile l'ingegnere Nicola D'Alessandro, mentre il RUP è stato ricoperto dall'ingegnere Rosanna Grado. L'esecuzione delle opere è stata curata dall'Associazione Temporanea di Imprese composto dalla Torricella SRL come mandataria e dalla Consocop, società cooperativa e Cosedil SPA. Il nuovo impianto consortile realizzato in prossimità del Fiumenaro e in conformità alle previsioni del vigente piano regolatore di Agrigento consente la riconversione e l'integrazione delle infrastrutture esistenti in un unico sistema moderno ed efficiente di trattamento del reflui. L'opera serve le aree a sud della città di Agrigento con particolare riferimento alle zone del villaggio Mosè, San Leone, Via Dune, Cannatello e Zingarello, i lidi dell'intera fascia costiera e il comune di Favara. La struttura ha una potenzialità pari a 60.000 abitanti, equivalenti e si estende su una superficie di oltre 15.000 metri quadrati. In sinistra idrografica del Fiumenaro, l'impianto è già operativo e tratta una portata media d'ingresso di circa 554 metri cubi all'ora. Il processo depurativo si articola in diverse fasi che comprendono pretrattamenti iniziali come la grigliatura, la dissabbiatura, la disoleatura e l'equalizzazione, trattamenti biologici avanzati per la rimozione di carbonio e azoto mediante processi di denitrificazione e nitrificazione con
tecnologia MBR, nonché il trattamento dei fanghi attraverso il pre-spessimento, stabilizzazione aerobica e disatrazione meccanica. Sono inoltre previsti sistemi di disinfezione di emergenza, impianti di deodorizzazione per il contenimento delle emissioni odorigene e letti di essiccamento di emergenza. Siamo qui alla consegna del depuratore della fascia costiera. Io voglio ringraziare l'onorevole e il subcommissario Salvatore Cordaro, ringrazio anche tutto lo staff dei progettisti, gli ingegneri D'Alessandro e Carlino, ringrazio anche tutti coloro che sono adoperati affinché quest'opera potesse essere realizzata in tempi brevi, in 4 anni. Ricordo che la consegna, dopo l'ho fatta io nel mese di maggio del 2022 e ora nel mese di marzo 2026, l'opera è terminata e sarà consegnata quindi all'ente gestore AICA. Raccoglierà i reflui di Favara, Villaggio Mosè, Zingarello, Cannatello, San Leone, quindi un'opera veramente faraonica nel rispetto dell'ambiente. Sicuramente quando si consegnano delle opere pubbliche ai cittadini è sempre un momento importante. Questa è un'opera che al di là dell'importanza economica che riveste ha un'importanza proprio di impatto ambientale e della natura, quindi servirà a 2 comunità grandissime che sono Favara e Agrigento ed è un'opera veramente fatta benissimo, con impatto ambientale zero e con una tecnologia, con un'ultima tecnologia, e quindi che dà veramente un servizio ai cittadini, ma dà anche un servizio alla natura. Passiamo ora alle notizie che interessano la politica di Agrigento e non solo. Rompe gli indugi Calogero Sodano, che attraverso un suo comunicato stampa afferma: valuto una candidatura alternativa all'immobilismo, prendo atto della mancata volontà di tutti i partiti del centrodestra di convergere su un progetto che abbia Agrigento al centro, davvero. L'evidente indisponibilità a imprimere un impulso diverso e tempestivo alla città e alla sua governance, preservando con ogni probabilità logiche ormai deteriorate, mi spinge a condividere la riflessione su una candidatura che superi l'immobilismo insieme a chiunque abbia davvero a cuore il buon futuro di Agrigento. Lo devo alla mia città, alla mia gente che mi chiede a gran voce un nuovo impegno. Valuto così questa possibilità ormai doverosa ma anche entusiasmante, conclude Lillo Sodano. Ha ufficializzato la sua candidatura Ida Cuffaro, nipote del sindaco uscente Silvio, che scende in campo e si candida a sindaco di Raffadali. Ida, figlia di Giuseppe Cuffaro, nipote dell'ex governatore Totò e del primo cittadino in carica Silvio, ha rotto gli indugi con un post pubblicato sui social. Il nostro approfondimento. Ha ufficializzato la sua candidatura Ida Cuffaro, nipote del sindaco uscente Silvio, che scende campo e si candida a sindaco di Raffadali. Ida, figlia di Giuseppe Cuffaro, meglio conosciuto come Peppuccio, nipote dell'ex governatore Totò e del primo cittadino in carica Silvio, ha rotto gli indugi con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Oggi ho deciso di impiegare le mie energie, il mio tempo, il mio studio, le mie competenze al servizio di una comunità che mi ha vista crescere e che amo, Raffadali. Ida Cuffaro è laureata in giurisprudenza, è mamma da tempo e si occupa di politica. Fu candidata alle regionali qualche anno fa, pur non avendo mai avuto ruoli. A sostegno della sua candidatura, al momento c'è una lista civica dalla vostra parte. La passione mi ha spinta negli ultimi 10 anni a seguire da vicino l'operato dell'attuale amministrazione comunale. Ho avuto modo di relazionarmi quotidianamente con i cittadini e con chi ha governato la città, anche grazie alla gestione della comunicazione istituzionale dell'attuale sindaco, afferma Ida Cuffaro nel suo post su Facebook. Questo mi ha permesso di ascoltare esigenze, criticità e proposte, creando un dialogo costante con i miei concittadini. È proprio da questo percorso che è nata la spinta a candidarmi. Molti amici hanno visto in me una figura capace di garantire continuità amministrativa, ma anche un necessario rinnovamento generazionale. Il programma è in lavorazione, scrive Ida Cuffaro, sarà nel dettaglio scritto a più mani sia dalla componente storica della mia squadra che contribuirà con la propria pregressa esperienza, sia anche da una ricca componente di giovani che apporterà idee nuove e sarà per certo valore aggiunto
della Raffadali che vogliamo. Le priorità sono chiare: portare a termine le procedure di gara e i numerosi lavori già avviati, continuando a monitorare con attenzione i bandi e le opportunità di finanziamento a cui il Comune ha partecipato e potrà partecipare. Intendiamo quindi investire su settori strategici come il villaggio della gioventù, gli impianti sportivi, la manutenzione delle strade, la cura del verde pubblico, con un'attenzione particolare ai parchi giochi per i bambini, a progetti dedicati ai ragazzi speciali del nostro paese, con connesso abbattimento di barriere architettoniche che gli consentiranno integrazione e inclusione, non trascurando il tema del randagismo che mi sta a cuore. Se dovessi racchiudere in una parola il nostro progetto per Raffadali del futuro, direi crescita, perché Raffadali ha oggi le condizioni per guardare avanti con fiducia. Crescita, continui da Cuffaro nel suo post, significa sviluppo sostenibile, valorizzazione del territorio, attenzione alle nuove generazioni e miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini. Noi abbiamo iniziato a crederci da mesi, ma per realizzare il nostro progetto abbiamo bisogno che lo facciate anche voi. Sentiamo adesso Paolo Cilona in questa nostra intervista sulle riflessioni del dopovoto del referendum e sulle ricadute che avrà in città in vista delle prossime elezioni amministrative. Paolo Cilona. Dottore Cilona, all'esito del voto che ha espresso anche Agrigento un forte voto di protesta con il no fuori dal ciò che erano le indicazioni del governo, ecco, che tipo di cascata avrà questo voto sul prossimo voto agrigentino? Una sua riflessione. Beh, diciamo che è stato un voto più politico che tecnico. Gli elettori non sono andati lì per vedere se la modifica della Costituzione servisse o non servisse. C'era una richiesta di cambiamento e di rinnovamento ed ha votato il Sud il no. Quindi significa che effettivamente c'è qualche cosa da addebitare al governo nazionale e anche al governo regionale, cioè i meridionali sono stanchi di essere presi per i fondelli e quindi hanno dato prova che è ora di finirla, e questo è a maggior ragione se si pensa che alcuni decenni fa la Sicilia votò 61-0 nei confronti dei siciliani, cioè hanno votato tutti Forza Italia. Oggi non si è verificato questo, significa che la gente ormai ha capito che non può essere più soltanto il siciliano a subire, il siciliano ha bisogno di essere rispettato. Un esempio fra tutti, ma vi sembra giusto che dopo che Agrigento ha 1.100.000 visitatori, ancora da 50 anni e più si parla di aeroporto, che significherebbe anche il volano di sviluppo e il progresso dell'intero territorio, non si fa niente. Io per andare ancora a Santo Stefano di Crispina devo impiegare 3 ore. Tutto questo incide anche nel senso del lettore siciliano. E per dire anche tutti questi giovani che vanno via, anche quella è una colpa del governo nazionale e del governo regionale, cioè ormai bisogna cambiare e credo che Agrigento si trova nelle condizioni di poter cambiare, anche se io vedo molti candidati che girano per avere già il voto, che fanno parte delle liste, pur sapendo che non c'è ancora un candidato sindaco. Vedo candidati di Forza Italia, vedo candidati di Fratelli d'Italia e di altri, quindi significa che il sindaco ha poca rilevanza sul piano politico e della promozione del territorio agrigentino. Il centrodestra ancora non ha scelto, ma il centrosinistra a quanto pare fa fronte sul candidato l'ex onorevole Sodano. Beh, credo che ormai hanno deciso i partiti cosiddetti dell'attenzione progressista di votare Sodano. Quindi ci si trova con attuali 2 candidati, uno è Sodano e uno è un battitore libero, come lui bene dice, perché non ha rapporti né supporti dei partiti, ed è Di Rosa. Aspettiamo ancora il candidato del cosiddetto centrodestra, che ancora non è stato indicato bene, perché hanno ritenuto lanciare un appello alla città, ai professionisti, perché possano essere candidati
di valore per la città. Purtroppo io penso che i tempi sono scaduti, anche se continuano a chiedere il voto, Agrigento questa volta cambierà e cambierà bene. Ma molti professionisti hanno detto no a eventuali candidature. Mi riferisco a Minio, ad esempio, alla Mendola. Tutti questi che sono stati chiamati, interpellati per fare il sindaco, sono persone che non vogliono affrontare una realtà, perché fare il sindaco d'Agrigento non è facile, è una città difficile dove la gente ha fatto quello che ha voluto, e quando si fa l'amministratore bene vuol dire che dovrà rompere quelle che sono le condizioni dello Stato tra il cittadino e l'amministratore. E il presidente della regione siciliana Schifani interviene con una sua dichiarazione sull'ampliamento della capienza della diga Trinità e una risposta concreta alle esigenze degli agricoltori del Trapanese. Sentiamo il presidente della regione Schifani. Cari siciliani, c'è chi parla, critica, si lamenta e poi c'è chi lavora. Noi stiamo da questa parte. Bene, dopo anni di immobilismo, oggi diamo una risposta concreta agli agricoltori del Trapanese. La diga Trinità torna a crescere. Il Ministero ha autorizzato l'innalzamento della quota da 62 a 64 metri. Non parole, fatti. Un risultato reso possibile grazie ai lavori realizzati dalla Regione, con il commissariamento gestito direttamente dalla Presidenza. Interventi urgenti che hanno migliorato le condizioni di sicurezza della stessa diga. E i numeri parlano chiaro. 2.600.000 metri cubi d'acqua recuperati. Abbiamo affrontato e risolto una criticità che si trascinava da anni, troppi anni. Oggi quell'acqua in più significa futuro, significa sostegno reale a un territorio che non può più aspettare, non deve più aspettare. Bene, amici, a chi continua a lamentarsi rispondo così. Noi andiamo avanti, con determinazione, concretezza e risultati. Raccolta di alimenti oggi in piazza Cavour per donarli alle associazioni Mensa della Solidarietà e Volontari di Strada, indetta dal Movimento Cristiano Lavoratori e dal patronato SIAS. Le interviste. Oggi in piazza Cavour una raccolta di cibo in occasione della Santa Pasqua per chi ne ha bisogno, per l'associazione Volontari di Strada organizzata dal Movimento SIAS. Ecco, ne parliamo con Enzo Sardo e con Anna Marino. Io sono Enzo Sardo, sono presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratore, all'interno del quale poi abbiamo diverse strutture, tra le quali il patronato SIAS, che è qui di fronte a piazza Cavour. Abbiamo nel nostro statuto, all'articolo 1, abbiamo la scrittura che siamo un movimento di solidarietà. E quindi oggi, che è il sabato delle Palme, abbiamo organizzato assieme a Anna Marino, una stupenda donna che dà tutta se stesso per questa città, e la città ne deve prendere atto, e quindi si sta sacrificando assieme ai suoi collaboratori, che sono molti, per raccogliere il cibo e ricordarci che nella Santa Pasqua ci sono anche quelli che stanno male. Devo dire che l'appello è stato raccolto da molte persone, perché abbiamo avuto tanti amici qua tra di noi, tra i quali abbiamo il mio grande amico di infanzia che è Giovanni Patti, con la quale abbiamo organizzato assieme l'Università ad Agrigento, e quindi oggi deve essere una giornata di festa, perché pensare per chi sta male è un giorno di letizia, e l'abbiamo voluto fare scientificamente, e stiamo significando tutti i nostri amici per mandare un appello alla città. Tenete presente che per stare bene quelli che stanno bene, devono stare bene anche quelli che stanno male. La solidarietà è una cosa che appartiene a tutti, non solo al Movimento Cristiano dei Lavoratori, al patronato SIAS e ai volontari di strada, ma appartiene all'essenza della vita dell'uomo. Anna Marino, allora parliamo dell'associazione, il tuo impegno quotidiano è indiscutibile, oggi qui in piazza Cavour per donare, ma l'appello che facciamo è di donare sempre, non solo oggi sotto le feste di Pasqua, perché durante tutto l'anno c'è chi ha bisogno e c'è chi soffre.
Sì, intanto oggi è una giornata particolare e specialissima perché siamo proprio alle porte della Santa Pasqua e il nostro intento è proprio quello di assicurare un po' di tranquillità, un po' di serenità proprio in occasione di questa festività. Devo dire che l'appello sta rispondendo, ma devo dire grazie ad Enzo Sardo con il Movimento Cristiano Lavoratori e al direttore del patronato SIAS che sono impegnati, hanno organizzato tutto questo e devo dire con molta sincerità che ci hanno osservato. Poi sono venuti in sede a constatare la drammaticità della situazione e ci hanno organizzato questo evento. Siamo rimasti senza parole perché veramente è un atto bellissimo. Del loro comunicato mi ha colpito una frase, dice il dono deve essere l'essenza della solidarietà ed è giusto perché al di là delle parole che possono essere anche di conforto, c'è bisogno anche di azioni concrete, forti, perché la gente, diciamocelo chiaramente, senza sotterfuggire, fa la fame, c'è una povertà assurda dove ci sono parecchie famiglie che non hanno cibo a casa per dare ai propri figli, dove non possono pagare le bollette e tutto quanto, quindi grazie di cuore. Voglio precisare una cosa, e questo me lo consenti, che chi non potrà venire stamattina perché magari la raccolta continuerà presso la nostra sede al Viale della Vittoria, dove nel locale dell'ex Guarda per tutta la settimana, in modo da poi offrire maggiormente qualcosa alle persone che sono in grave stato di disagio e di bisogno. E per comodità chi non può andare lì può venire qui al patronato SIAS, le può portare al patronato SIAS e poi noi li porteremo. Anna Marina è organizzata perché ha un bel furgoncino, quindi verranno col furgoncino e le verranno a prendere. Voglio sottolineare che qualche settimana fa Paolo Canduscio, che è di Ribera, che è un grande coltivatore di arance, ha donato un furgoncino di arance, per cui gli mandiamo un grazie per via etere perché se lo merita e mi ha detto che farà altre cose per questa associazione e per la mensa della solidarietà. Grazie di cuore perché questo spero che sia solo un inizio, certo, che in futuro abbiamo altre collaborazioni perché vedo che c'è tanta empatia e tanta voglia di aiutare le persone che sono in sede. Ecco, facciamo un appello per la Santa Pasqua, Agrigentini, donate alla mensa della solidarietà ma anche al movimento, all'associazione volontari di strada. Sì, allora, amici, noi siamo contenti perché ogni volta che lanciamo qualche appello rispondete in tanti. Il cuore dell'Agrigentino è immenso e lo sappiamo, però soprattutto in questa Santa Pasqua cerchiamo di assicurare una certa tranquillità, serenità alle famiglie che si trovano in grave stato di disagio. Il messaggio che mandiamo a tutta la città e anche a quelli che non sono della città, ma a tutta la Sicilia in particolar modo, a chi amministra questi nostri territori, che stiamo tentando di organizzarci in modo tale che Agrigento diventa una città solidale e per questo abbiamo messo già gli occhi, la testa e il pensiero sul Boccone del Povero, che è un edificio abbandonato, e cercheremo dopo queste elezioni, vedremo chi vincerà, di organizzare una manifestazione insieme a loro per vedere di trovare dei fondi e dedicarli a chi sta male, così come ha fatto Biagio Conte a Palermo, perché Anna Marina è il nostro Biagio Conte. Magari fare un dormitorio provvisorio perché c'è gente che vive in strada e Agrigento non ha mai avuto un dormitorio e questo è importante sia d'estate che d'inverno, perché è vero che c'è la gente che non ha la casa e quindi ha bisogno, ma c'è anche gente che per una scelta di vita vuole stare fuori, vuole abitare fuori, però avere un riparo la sera è una cosa importantissima, quindi anche avere poi la possibilità di pulirsi, di farsi una doccia, di fare una colazione, questo sarebbe una cosa meravigliosa perché non c'è un precedente qua da Agrigento e questo sarebbe veramente bellissimo. Gaspare Piscopo, ecco, velocemente anche tu hai voluto contribuire a questa iniziativa? Sì, abbiamo cercato di contribuire assieme ai miei colleghi Luigi e Margaret perché abbiamo conosciuto questa associazione e quello che fa. I volontari di strada, in particolare Anna e le sue collaboratrici Serena e gli altri, si adoperano quotidianamente e danno risposta a delle esigenze alle più disparate.
Per questo non potevamo rimanere insensibili, dovevamo, e credo tutti dovremmo dare una mano a questa associazione che ogni giorno, non solo nelle giornate come adesso, ma ogni giorno aiutano queste persone. Stiamo parlando di famiglie dell'Agrigentino veramente in difficoltà. L'unica cosa che adesso si può fare è coinvolgere tutto il terzo settore, noi come patronato, come MCL, come CAF, l'invito è esteso anche ai miei colleghi di altre sigle, è esteso anche alle istituzioni. Devo solo dire che i dipendenti dell'INPS di Agrigento hanno aderito in maniera forte. E per questo dico grazie a chi vorrà donare qualcosa. Presentato ieri alla Sala Zeus del Museo Archeologico di Agrigento il volume di poesie Emozioni sotto il Mediterraneo cielo, l'anima della Sicilia, tra versi e memoria di Francesca Vitello. L'evento ha visto anche la partecipazione della giornalista Margherita Trupiano, che ha dialogato con l'autrice, e le letture di Liliana Arrigo, Antonietta Cavaleri e Giusy Moscato, allietata dai momenti musicali del maestro Francesco Porretta e Roberto Sacca. Francesca Vitello, oggi presso la Sala Zeus la presentazione del volume di poesia Emozioni sotto il Mediterraneo cielo, un evento che l'abbiamo vista anche particolarmente commossa. Eh sì, perché sotto il Mediterraneo cielo scorrono delle realtà diverse tra di loro, intrecciate tra di loro, che possiamo definire luci e ombre. Su queste realtà io ho lavorato, mi hanno ispirato queste realtà, quindi le mie poesie sono poesie vere, proprio autentiche, perché prese dalla quotidianità che mi gira intorno, dove io metto le mie emozioni e i sentimenti che nascono da queste emozioni, che possono essere più o meno forti, però le emozioni ci sono sempre. È stata una manifestazione molto partecipata. Sì, con mio grande piacere e commozione, veramente. Essere circondata da tanti amici, da tanti parenti, è stata una grande emozione assieme alle altre emozioni che scorrono sotto il Mediterraneo cielo. Questo non è il primo libro di poesie che lei scrive? No, è la seconda silloge, perché l'anno scorso, nel 2025, ne ho scritto la prima che è Zagara di Sicilia, sempre poesie, dove c'è attenzione alla realtà e mai sì, la fantasia pure qualche volta, però in genere io mi ispiro alle cose reali. L'editore ha ritenuto opportuno portare Zagara di Sicilia a Torino alla Fiera Internazionale del Libro, e questo mi ha gratificato, è stato un piacere per me. Magari la tessopra sarà un romanzo. E che lo sa, veramente ce l'ho dentro i miei progetti di vita, perché la centralità là la darò a mia mamma, cioè al romanzo di vita di mia mamma, che è partita come emigrante per l'America a 7 anni, è ritornata a 19 anni e mi ha raccontato una vita americana completamente diversa da questa. E lo raccontava sempre, quindi vuol dire che aveva una certa nostalgia. Io queste sue nostalgie le voglio fissare sulla carta con la scrittura, perché sappiamo che la scrittura coglie l'attimo fuggente e non solo, vince il tempo, quindi può diventare anche universale, quella cosa che nasce scritta, diciamo. Sotto il Mediterraneo cielo, chiaro di luna, perlageo sereno, sulla zagara bianca dell'ulivo saraceno, sui pini fruscianti dai rami argentati, sui teneri sogni di nidi cullati,
tra puntii di stelle si accendono ad una, foschia e libertà velano e svelano la silente luna. E nel quieto notturno che tace, il mare porta messaggi di pace. In solidale umana atmosfera, la mano bianca aiuta la nera. Sagome scure, volto spettrale, stende il tuo manto, o stella del mare. Ora, sotto il Mediterraneo cielo, il sogno si mischia al reale e la notte si fa surreale con prodigo chiaro di luna su un genere trasportare, con tremoli baci di stelle su un ondoso lento avanzare, con dolce suono di culla su un mesto sorriso di mare. Grazie. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo adesso alle notizie di cronaca. Diverse le operazioni condotte dai carabinieri di Agrigento in provincia. A Licata scoperta droga in un garage, a Camastra controllo di un ristorante dove sono stati scoperti 28 kg di merce avariata, a Sambuca di Sicilia ancora una truffa del falso carabiniere a un'anziana signora. Il nostro servizio. Diverse le operazioni condotte nel fine settimana dai carabinieri di Agrigento in provincia, dove grazie al fiuto dei cani Aaron e Conan del nucleo cinofili di Palermo, i carabinieri della sezione aeromobile della compagnia di Licata hanno trovato 250 grammi di cocaina suddivisi in 5 involucri sottovuoto e 300 grammi di hashish. La droga era nascosta in un garage condominiale chiuso da opere murarie abusive. All'interno era stato ricavato un vano usato come deposito di stupefacenti. Un 22enne di Licata che si trovava ai domiciliari è stato arrestato dai militari dell'Arma con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti. L'operazione è scantata nel complesso edilizia popolare sita in via Torregrossa a Licata, dove i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Il materiale è stato sequestrato e il giovane, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere Pasquale di Lorenzo su disposizione della Procura di Agrigento. E intanto a Camastra, nel corso di un servizio mirato finalizzato alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, i carabinieri della locale stazione, con il supporto specializzato del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento e del nucleo antisostificazione e sanità di Palermo e della Polizia Municipale del luogo, hanno effettuato un'ispezione presso un'attività di ristorazione. All'esito degli accertamenti, il personale del NAS ha riscontrato irregolarità in ordine alla corretta applicazione delle procedure previste dal sistema HACCP, procedendo al sequestro amministrativo di circa 28 kg di alimenti tra prodotti ittici e carne risultati non idonei al consumo umano per la mancata osservanza delle procedure di conservazione e monitoraggio delle temperature. Scoperta anche una truffa in provincia di Agrigento con l'ormai noto metodo del finto carabiniere. Questa volta è accaduto a Sambuca di Sicilia, dove una novantenne è stata raggiunta telefonicamente da un sedicente appartenente all'Arma, informandola di dover eseguire un fantomatico sfratto nei suoi confronti e che, per evitare guai giudiziari, avrebbe dovuto pagare 800 euro. L'anziana signora, presa dal panico, ha consegnato 500 euro e qualche monile d'oro ad un uomo che poco dopo si è presentato davanti alla sua porta di casa. Soltanto in un secondo momento la signora ha capito di essere stata truffata e ha chiamato i veri carabinieri. Sono state quindi avviate le indagini per risalire all'identità del balordo. E sempre per la cronaca, i carabinieri della sezione di Ravanusa hanno tratto in arresto 3 persone
ritenute responsabili in concorso tra loro dei reati di sequestro di persona, minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere. Si tratta di due fratelli, 47 e 43 anni, e di un 23enne residente a Canicattì. L'intervento è scaturito nel corso di un controllo effettuato dai militari durante il servizio di perlustrazione notturno, quando in via Lauricella veniva fermata un'auto con a bordo 3 soggetti unitamente a 2 uomini del luogo. Nel corso degli accertamenti veniva rinvenuto un coltello a serramanico, successivamente sottoposto a sequestro. Le verifiche che hanno svolto nell'immediatezza consentivano ai carabinieri di ricostruire che i 3 indagati avrebbero raggiunto le abitazioni dei 2 uomini del posto, costringendoli con minacce a salire a bordo del veicolo e a seguirli contro la loro volontà, utilizzando anche un'arma da taglio. Subito è stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento, che coordina le indagini, e al termine delle formalità di rito i 3 arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Angelo Territo, urologo siciliano originario di Licata, al Congresso europeo di urologia a Londra ha presentato la nuova frontiera nel trattamento conservativo dei tumori del tratto urinario superiore, l'impiego di un nuovo laser a olmio. Questa tecnologia, ha spiegato lo specialista licatese che già da anni lavora presso il prestigioso ospedale universitario a Barcellona, permetterà interventi poco invasivi per rimuovere le lesioni tumorali con l'obiettivo di evitare l'asportazione del rene e dell'uretere. I dati presentati mostrano risultati molto promettenti con buoni livelli di efficacia e sicurezza. Allo stesso tempo emerge quanto l'esperienza dello specialista e la precisione nell'esecuzione dell'intervento facciano la differenza nei risultati. Al via la stagione estiva dell'aeroporto di Palermo con 105 destinazioni e 10 nuove rotte. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Sono 105 le destinazioni che collegheranno 28 paesi con l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, 25 rotte nazionali, 78 internazionali e 2 intercontinentali, 37 le compagnie aeree che faranno viaggiare milioni di passeggeri dallo scalo palermitano, 10 le nuove destinazioni che esordiranno proprio in estate e 3 le nuove compagnie che toccheranno le piste dello scalo aereo palermitano gestito da GESAP. La stagione estiva dell'aeroporto di Palermo, che inizierà domani 27 marzo 2026, si preannuncia intensa e dinamica con più 12% di voli totali, più 26% internazionali e più 5,8% domestici. La capacità totale dei posti in vendita cresce del 14%, l'offerta nei voli domestici aumenta del 9,5%, mentre quella internazionale sale del 22%. Nel 2026 sono 5 il totale delle basi operative all'aeroporto di Palermo: Ryanair, Volotea, Wizz Air, ITA e Aeroitalia. Il trend positivo è già evidente. Nei primi mesi dell'anno il traffico passeggeri cresce del più 5,5%, mentre l'indice di connettività registra un più 10,5% con forte spinta sul segmento internazionale. La media passeggeri per volo è di 152. La forte stagione estiva indica che il Falcone Borsellino è uno scalo forte in espansione e GESAP, la società di gestione, ha un piano preciso per trasformarlo in un hub competitivo a livello continentale. Il cuore del piano industriale è un programma di investimenti da 252 milioni di euro che include un forte potenziamento del terminal con focus sull'area internazionale, con particolare attenzione alla componente internazionale, una migliore qualità dei servizi. Nel 2025 lo scalo ha raggiunto 9,2 milioni di passeggeri, confermandosi nono aeroporto in Italia e 47esimo in Europa. Dai principali hub europei come Parigi, Londra, Madrid e Berlino fino ai collegamenti intercontinentali, Palermo si consolida come porta d'accesso strategica al Mediterraneo. Il traguardo dei 10 milioni di passeggeri nel 2026 rappresenta non solo un record storico, ma anche un volano economico. L'ampliamento dell'offerta dell'aeroporto Falcone Borsellino, con oltre 100 destinazioni e 9 rotte internazionali, rappresenta un risultato strategico per Palermo, dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Questo sviluppo rafforza il ruolo della città come porta d'accesso al Mediterraneo e sostiene concretamente la crescita del turismo e dell'economia locale. Andiamo ora alle notizie sportive. Partita decisiva per l'Agragas di domenica
A Capodorlando giocherà il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. All'andata al Russo di Aragona era finita per 3-1. La presentazione della gara di domani è affidata a mister Sebbi Catania. Mister, ritorno di Coppa Italia. Come sta la squadra? La squadra sta bene, ma è una partita importante, importantissima, forse è la più importante della stagione. Affrontiamo una squadra che sta in salute, ma siamo consapevoli comunque di quello che dobbiamo fare e dell'obiettivo che dobbiamo centrare. Il 3-1 dell'andata che indicazione ha dato? No, non c'è 3-1 dell'andata, non c'è niente, si riparte dallo 0-0. Il calcio ormai è cambiato, le partite di Coppa hanno dimostrato hanno detto che il risultato dell'andata può essere ribaltato, per cui noi ripartiamo da 0-0, andiamo ad affrontare la nostra partita a viso aperto come abbiamo sempre fatto, consapevoli di affrontare una squadra importante. Ecco, il Capodorlando è sicuramente una piazza importante, ma come livello tecnico che tipo di squadra è? Ma è una squadra che nel suo campionato sta facendo un grande campionato, è nelle prime posizioni della classifica, c'è giocatori importanti, l'ho sempre ribadito. Quando poi tu arrivi in questo finale di stagione è anche vero che si vanno ad incontrare le squadre più forti di tutti e 4 gironi, per cui grandissimo rispetto, ma abbiamo anche la consapevolezza che noi stiamo bene e vogliamo passare il turno. Che ambiente ti aspetti? No, ambiente... mi aspetto che l'ospitalità che abbiamo dato noi la ricambieranno sicuro, perché sono persone per bene, deve essere una partita di calcio. Speriamo che ci sia tanta gente, sappiamo che ci saranno i nostri tifosi finalmente, perché ci sono mancati, perché loro sanno che cosa sono importanti, quanto sono importanti per noi, soprattutto i tifosi agrigentini hanno sempre un qualcosa in più rispetto agli altri. E se noi vogliamo andare via da questa categoria lo dobbiamo fare tutti assieme e loro per noi sono fondamentali. Vediamo adesso un'ampia panoramica sportiva degli avvenimenti della domenica curata dal collega Carmelo Lentini. Iniziamo la solita carrellata di calcio che interessano le squadre agrigentine a partire dalla Serie D sino alla prima categoria. Si gioca regolarmente nel girone I di Serie D, dove si fa sempre più serrata la lotta al vertice. 2 siciliani nei primi posti, Athletic Palermo e Nissa, impegnati rispettivamente questa domenica, la prima in casa con la Regina, la seconda nel derby a San Cataldo, senza ospiti bianco-scudati al seguito. Trasferte insidiose invece per Castrum e Favara, in quel di Barcellona Pozzo di Gotto contro la locale Novegea Virtus. Il campionato di eccellenza Girone A ha dato invece il suo verdetto con 3 giornate di anticipo. Il Licata ritorna in Serie D dopo appena una stagione. Adesso sarà invece bagarre per i playoff che vede al momento il Lizza, Camarate Marsala, Unitas Sciacca, Città di San Vito Lo Capo, Partini Caudace ed anche il San Giorgio Piano. 4 di queste avranno diritto alla disputa dei pareggi promozione. L'Eccellenza osserverà adesso 2 settimane di pausa e riprenderà domenica 12 aprile. Invece ci sarà lo stop del campionato di promozione sia nel girone A che nel girone D. Nel girone A ne approfitta la vice capolista Alcamo, che recupererà un paio di gare. La prima sarà domenica prossima al Ferdinando Lombardo di Casteltermini, che è una gara che verrà ripetuta a seguito di un ricorso del Casteltermini per errore tecnico dell'arbitro. Tutto tra l'altro confermato con comunicato ufficiale. La seconda gara si giocherà invece sabato 4 aprile contro il Città di Marineo. In palio per l'Alcomo sono 6 punti potenzialmente decisivi che, se conquistati, porterebbero i bianconeri a soli 3 punti dalla capolista Aragona, rendendo determinante per l'aggancio in classifica lo scontro diretto con l'Aragona, proprio in programma nella penultima giornata di campionato. Per quanto riguarda invece la promozione D, dove
è presente l'Acregas, è tutto pronto per il ritorno di Coppa Italia dei quarti di finale. Si gioca appunto questa domenica, giorno 29 di marzo, approfittando della sosta di campionato. Queste le gare in programma che vede già qualificate alla fase successiva di semifinale l'Atletico Partinico, che ha giocato regolarmente. Infatti si disputeranno il Santa Croce Soccer Santa Venerina, Priolo Torregrotta e poi Orlandina Calcio. Questa invece è la terna arbitrale designata per lo stadio comunale Cicino Micale a partire dalle ore 15. L'arbitro sarà Fabrizio Ferlazzo di Palermo, mentre gli assistenti saranno Francesco Rao di Messina e Calogero Miliotto di Agrigento. E concludiamo con il campionato di prima categoria, ultimo giro di boa per quanto riguarda l'Empedoclina, con appena un punto di vantaggio sulle immediate inseguitrici. La squadra marinara è pronta a brindare al ritorno in promozione dopo anni di anonimato. La compagine di Mariano Cordaro, che gioca regolarmente questa domenica contro l'ultima della classe, vale a dire il Rangers, solo vincendo può finalmente festeggiare. A Palermo la squadra granata verrà seguita da un nutrito numero di tifosi che non intende perdersi in questo straordinario appuntamento. Quest'ultimo turno riserva un altro scontro al vertice, vale a dire lo scontro tra le seconde Cenciana e Fada, destinate entrambe ai play-off. E questa notte in Italia entrerà in vigore l'ora legale. Alle ore 2 le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti, posizionandosi sulle ore 3. Il cambio di orario ha lo scopo di ottimizzare l'utilizzo della luce naturale durante i mesi più caldi, riducendo di conseguenza i consumi dell'energia elettrica. Nell'immediato comporterà un'ora di sonno in meno. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una minore presenza di luce solare, mentre la fascia di luce pomeridiana e serale risulterà ovviamente più lunga. E con questa notizia chiudiamo il telegiornale di oggi, ricordandovi che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.